cantiere stradale dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. Qui vivono gli uomini. Queste sono le macchine che hanno introdotto in Italia la nuova tecnica della stabilizzazione, che consente di costruire strade più perfette alleggerendo la fatica dell'uomo. In queste zone abbandonate e incolte si dissoderanno i campi e si costruiranno case e borgate, ma anzitutto occorreranno le strade che portino in queste campagne il progresso tecnico e il benessere civile. La nuova tecnica elimina per prima cosa la fatica che un tempo piegava sulle strade schiere di manovali non qualificati. Oggi sono le macchine che compiono con rapidità e potenza impressionante i lavori più faticosi. I primi a comparire in scena sono i grossi scarificatori, che penetrando profondamente nel terreno dirompono l'intrico delle radici, smuovendo anche sassi e croste rocciose. Nessun ostacolo ferma la loro potenza. Subito dopo, cespugli, sassi, radici, l'intera vegetazione aerea e sotterranea viene spazzata via dalla spinta inesorabile di un'altra macchina. È il bulldozer, che raschia la terra, apre la pista e lascia il terreno sottostante nudo e levigato. Ma il terreno naturale, così com'è, cedevole e friabile, non sopporterebbe il traffico. Bisogna indurirlo e ricoprirlo di uno strato stabilizzato, cioè corretto. Per correggere i terreni bisogna conoscerne prima la natura. Perciò questa ingegnosa trivella, con precisione e rapidità, preleva qua e là sulla pista e nelle zone vicine campioni di terra che vengono spediti per l'analisi al laboratorio specializzato. Con varie terre e sabbie raccolte nella stessa zona, questi tecnici ottengono miscugli capaci di trasformarsi, una volta compressi a umido, in una massa compatta e resistentissima. La ricetta del miscuglio verrà poi trasmessa al cantiere per essere applicata nella costruzione del capostrada. Intanto queste macchine, dove l'uomo che siede dominatore alle leve di comando compie il lavoro che un tempo veniva fatto da decine di uomini con pale e carriole, sbancano i rialzi del terreno e caricano la terra per deporla subito dopo là dove occorre fare un riempimento. Un terrapieno come quello che vedete può essere fatto in pochi giorni dall'azione combinata di grandi ruspe accoppiate a trattori pesanti. Così pure nelle pianure, dove la strada conviene che sia leggermente sopraelevata sul terreno circostante, si fa un rilevato togliendo la terra dai terreni adiacenti. Le ruspe, procedendo parallelamente alla strada, raschiano via grossi strati di terra di cui riempiono i loro capaci cassoni. Ognuno di questi cassoni contiene fino a 20 tonnellate di terra. Poi, portandosi sulla sede stradale, ciascuna macchina deposita accuratamente e in uno strato uniforme il suo carico. Man mano che uno strato di terra viene deposto dalla ruspa, deve essere subito rullato. Ma poiché una buona compattazione si ottiene soltanto a umido, ecco che queste cisterne forniscono l'acqua necessaria alla giusta umidificazione del terreno, quella percentuale esatta di acqua che è stata calcolata in laboratorio. Poi questi strani rulli, detti a piedi di pecora, costipano il terreno in profondità. Essi passano e ripassano in su e in giù finché il terreno è così duro che le punte non riescono più a penetrarvi. Un tempo i terrapieni si lasciavano indurire per effetto del proprio peso, aspettando mesi ed anni, ma oggigiorno il tempo è denaro. L'azione ben combinata di tutte queste macchine permette dunque di ottenere scavi o rilevati già consolidati in pochi giorni e con pochissimi uomini, e di preparare così per la futura strada
un sottofondo livellato, stabile e consistente. Questa che si vede non è ancora la strada, è soltanto la solida fondazione su cui sarà gettato lo strato definitivo, detto capostrada, cioè la strada stabilizzata vera e propria. Anche le cunette si fanno a macchina. Ecco qui il motor grader simile ad una grande cavalletta d'acciaio, docile e meravigliosa macchina dai molteplici impieghi. Con la sua lama orientabile in ogni senso, esso dà alla strada la sagoma voluta, operando come una pialla fino ad ottenere esattamente il profilo di progetto. Ed eccoci finalmente alla fase più importante e delicata del lavoro. Si inizia ora la gettata del capostrada. Arrivano successivamente, portate dalle veloci ruspe semoventi o da autocarri ribaltabili, le sabbie e le terre argillose che, insieme al frantumato fine, sono destinate a formare il miscuglio esattamente determinato in laboratorio. I diversi materiali che qui si distinguono dai loro colori vengono deposti in lunghi cordoni e il motor grader, passando con la sua lama, li rimescola. Il pietrisco costituisce lo scheletro della strada e aumenta la sua resistenza all'usura. La sabbia dà la portanza e l'argilla serve a legare il tutto. Questi diversi elementi, grossi, fini e finissimi, intimamente mescolati, daranno alla strada una struttura continua e una volta compressi a umido formeranno una specie di calcestruzzo resistentissimo e tuttavia economico. Dopo aver completato questa intima mescolanza con numerosi passaggi, il motor grader distende infine il miscuglio sulla strada. Tornano ora in scena le cisterne. L'effetto combinato dell'acqua ben dosata e della forte pressione esercitata da questi pesantissimi traini gommati lega e salda le particelle del miscuglio in maniera definitiva. Nelle massicciate di un tempo, le grosse pietre disunite tendevano a muoversi per effetto del traffico, causando le buche della strada. Invece la strada stabilizzata è simile a un lastrone continuo e compatto, che non dà luogo a cedimenti e non forma buche. La stabilizzazione ormai è finita, ma in qualche punto ancora i tecnici del laboratorio prelevano campioni per assicurarsi che il lavoro sia riuscito a dovere e che la strada possa quindi durare, come durano ormai da molti anni, le strade stabilizzate costruite in altri paesi. Dopodiché, se si vuole, si può procedere alla normale impregnazione di asfalto come si fa per qualsiasi altra strada. 1 chilometro di strada in pochi giorni riescono a terminare questi uomini e queste macchine dell'Etfas in Sardegna. Perciò molto spesso il cantiere deve spostarsi. Le macchine si incolonnano e partono verso altre zone che attendono da tempo immemorabile il dono di una strada che segni per loro la fine di un lungo secolare isolamento.